Cari amici di Mestre di Venezia che ci seguite sui social, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è lunedì 30 marzo 2026 e siamo qui ancora a commentare una notizia con voi. Sì, perché in questo periodo ne succedono veramente di tutti i colori. Allora oggi commentiamo una notizia che abbiamo estrapolato dal sito ansa.it, il cui titolo è "Lo stop a Pizzaballa al Santo Sepolcro". Allora, come avrete già sentito su tutti i TG nazionali, praticamente è successo che al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino, è stato negato l'accesso alla chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. L'annuncio è arrivato in tarda serata ieri su X da parte del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ovviamente la notizia ha avuto scalpore e reazioni in ogni parte del mondo. Praticamente cosa è successo? La polizia israeliana ha bloccato il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, che assieme al custode di Terra Santa, il padre Francesco Ielpo, volevano entrare al Santo Sepolcro, che è la basilica simbolo della cristianità per eccellenza, per celebrare una piccola messa privata nella Domenica delle Palme. Questa notizia si era già diffusa ieri mattina e immediate, ovviamente, come già detto, si sono scatenate delle bufere di polemiche sulla decisione del governo di Israele. Allora, che dire, veramente in questo periodo ne stanno succedendo di cose veramente molto pesanti in ogni parte del mondo. Il messaggio che vorremmo sintetizzare in due battute è questo: caro signor Benjamin Netanyahu, datti una calmata. Con questo per oggi è tutto, continuate a seguirci sui nostri canali, come sempre qui in alto in descrizione vi lascerò tutti i link per accedere ai nostri profili Facebook e al canale YouTube di Prima il Veneto. Io vi ringrazio e vi saluto, buona giornata da Francesco Vianello, ciao!